18 aprile 2021, tifosi e appassionati di calcio sono pregati di segnarsi questa data. Sarà infatti la domenica del tanto atteso ritorno in campo dell'eccellenza. Sono stati pubblicati i calendari dei due gironi, quello A con 9 squadre, tra cui tutte le vicentine, e quello B con 10. Quindi, a conti fatti, 19 squadre suddivise in due gironi. E come la mettiamo con il lasciapassare per la Serie D? La federazione aveva chiaramente avvertito che ci sarebbero state 2 promozioni solo con raggruppamenti di almeno 10 squadre. In realtà il Comitato regionale Veneto è riuscito, con una particolare deroga concessa dalla FIGC, a spuntarla, dimostrando di avere un certo peso politico a livello nazionale. I 2 salti in D, infatti, sono stati garantiti. Il format previsto è quello di gare con sola andata, senza retrocessioni. Ma veniamo ai calendari. La prima giornata si aprirà con il derby Bassano-Camisano. Il Montecchio Maggiore esordirà in trasferta sul campo dell'Arcella e lo Schio partirà in casa contro il Villafranca. Chiusura della stagione prevista per il 6 giugno con l'ultimo turno di campionato che vedrà il Camisano a riposo, il Montecchio Maggiore affrontare lo Schio nell'ennesimo derby del girone e il Bassano andare a far visita al San Martino Speme.